Benvenuti, oggi è venerdì 3 gennaio 2025. Il sole sorge alle 7:15 e tramonta alle 16:53. La luna sorge alle 9:55 e cala alle 20:46. Oggi la chiesa ricorda San Luciano da Lentini. Il nome Luciano deriva dal latino e significa nato nella luce. Oggi è 3 gennaio 2025 è il 70° anniversario della prima trasmissione televisiva italiana. Il programma nazionale, il primo canale RAI, svolse una funzione sia aggregativa sia pedagogica in un paese dove erano ancora molti gli analfabeti. Alla fine del 54 la televisione raggiunge il 58% della popolazione, nel 1961 raggiungerà il 97% degli italiani. In ogni casa e ritrovo pubblico si raccoglie tutto il vicinato per vedere la TV. Inizialmente i programmi durano quasi 4 ore, le trasmissioni iniziano alle 17:30 con la TV dei ragazzi e durano sino alle 23. Nel 1957 una prima svolta, viene introdotta la pubblicità con Carosello, programma simbolo nel quale lo spettacolo prevale sullo spot. La televisione è e rimane il più grande fenomeno di massa della nostra epoca. Festeggia 69 anni lo statunitense Mel Gibson. Noto per i ruoli nel film Mad Max e Arma letale, ha poi vinto l'Oscar dirigendo Braveheart. Suoi anche Colossal, La passione di Cristo e Apocalipto. Sono 29 gli anni per l'attrice britannica Florence Puff. Grazie alla performance nella pellicola Piccole donne si aggiudica la sua prima candidatura al premio Oscar nella sezione miglior attrice non protagonista. Nel 2023 nel cast di Oppenheimer e nel 2024 anche nel sequel di Dune. Infine compie 22 anni Greta Thunberg, giovane ambientalista svedese. È diventata famosissima per le sue manifestazioni contro il cambiamento climatico e i duri attacchi ai politici. Ad ottobre 2023 è stata arrestata a Londra per una protesta contro i giganti del petrolio e il 6 aprile 2024 viene arrestata nuovamente nei Paesi Bassi. La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. È lo storico incipit di Fulvia Colombo, la decana di tutte le signorine Buonasera, pronunciato il 3 gennaio del 1954. L'evento è seguito su 15.000 apparecchi, a cui tempi troppo costosi. E alle 20:45 va in onda il primo TG. Ma sapete come funzionano i navigatori dei nostri cellulari? I navigatori satellitari sfruttano varie tecnologie per cui i dispositivi inviano dei segnali ad un sistema di satelliti che si trovano in orbita attorno alla Terra. Il segnale viene captato, viene rilevata la posizione dell'oggetto e successivamente ritrasmesso un segnale che fornisce le informazioni sulla posizione. Tuttavia, a causa della enorme velocità della luce, si deve tener conto dell'effetto della relatività ed inserire delle correzioni, altrimenti si rischierebbe di arrivare ad una destinazione che dista fino a decine di chilometri da quella a cui saremmo voluti arrivare. Buongiorno ai 12. Oggi Venere entra in Pesci, la Venere più dolce e romantica dello zodiaco, quella più profonda, senza pelle, come i mari, ampia e piena di emozioni, la Venere che ama di più nello zodiaco. Vediamo cosa succede nel cielo. Ariete, decisamente è una Venere che vi addolcisce molto, seppure sembra un po' sparire, si fa più endemica e dentro la vostra pelle vi suggerirà intuizioni, sussulti che fanno palpitare il cuore più romanticamente
romantico di così. Toro, Venere amica finalmente, ed ecco proprio lei, il vostro pianeta, essere decisamente dalla vostra parte. Scongiurate quindi le quadrature con Urano. Adesso Venere sarà dalla vostra parte per costruire ed edificare di più nell'amore, dove volete sentirvi sempre più solidi e decisamente piantare delle basi molto costruttive. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata molto piena, la luna è ancora in acquario mentre Venere salta in pesci, iniziando una quadratura, per cui saranno proprio le riflessioni in amore a essere protagonisti della settimana e del weekend. Cercate comunque di essere un pochettino più accomodanti rispetto al lavoro, dove serve una dose di dolcezza. A proposito di dolcezza, Cancro, il vostro cielo adesso gode di un bellissimo trigono con Venere, era quello che vi aspettavate assolutamente. L'amore adesso diventa assolutamente piacevole, facile, ma anche ambizioso, fatto di viaggi, di spostamenti e anche di qualche idea nuova da buttare giù con il partner. Leone, la buona notizia di oggi è che Venere ha finalmente dismesso la sua opposizione e che quindi non dovrete più dibattere in amore in maniera dura. Cercate quindi di essere un po' più dolci e di recuperare con il partner il tempo perduto. Vergine, inizia l'opposizione di Venere, questa è una vera e propria provocazione, proprio perché gli astri nell'ultimo periodo hanno lavorato perché aveste sempre più spazio in amore e adesso è il momento di provarlo, proprio perché la persona che amate o che vi piace vi metterà con le spalle al muro chiedendovi di decidere e di operare in una maniera diversa. Bilancia, la vostra Venere dismette il trigono, passa in pesci, il che vi rende decisamente più attenti alle piccole cose di ogni giorno. Una strana dolcezza si impadronisce di voi e sarete un po' più trasognati e trasognanti. Scorpione, ottimo trigono di Venere che promette tante bellissime cose in amore, era proprio quello che volevate, quello che aspettavate. Adesso non vi resta altro che vivervi un periodo pienamente all'insegna dell'amore, del benessere e della piacevolezza. Migliora anche il tono fisico. Sagittario, Venere entra in quadratura e comincia a provocare un po', proprio perché nell'ambito familiare, nell'ambito della logistica, della casa, che avete bisogno di sistemare, ottimizzare alcune cose importanti. Cercate quindi di essere molto ben organizzati. Improvvisare non porterà molto bene, organizzarvi con qualche amico che vi dia una mano invece sì. Capricorno, una giornata molto piacevole, Venere torna amica e torna a essere comunicativa con la dolcezza sicuramente, voi non siete mai troppo espansivi, ma sicuramente questa Venere vi aiuterà a gestire un po' meglio il linguaggio affettivo con grande contento del partner. Acquario, Venere vi abbandona poco male, visto che vi ha fatto un gran bel regalo, vi ha fatto innamorare, adesso l'amore diventa però pratico, dolcemente pratico ed idealista. Inizierete a conoscere la persona che vi piace da un punto di vista un pochino più pragmatico, perché l'amore non è solo un ideale, ha anche bisogno di condizioni. Pesci, è entrata Venere nei vostri gradi, il pianeta più gradito, visto che lei è in esaltazione nei vostri gradi, è la Venere che ama di più, quindi preparatevi a essere i più fortunati in amore. La solidità di Saturno vi fa promettere tante cose belle, mentre invece la grande profondità di Nettuno ancora vi fa sognare. Fu contattato per affiancare il leader Syd Barrett, sempre più malato, e rimediare ai suoi errori nelle esibizioni dal vivo. Il 3 gennaio del 1968 David Gilmour si unì ufficialmente ai Pink Floyd. Dopo alcuni mesi divenne lui la voce del gruppo, al quale per decenni ha garantito anche il suono straordinario della sua chitarra. Succede, spesso a conclusione del percorso di studio, dopo anni di frenetici ritmi lavorativi. Giunge la necessità di prendersi un anno sabbatico. L'antica tradizione ebraica cadeva ogni 7 anni ed era il periodo durante il quale, in onore a Dio, si lasciava riposare la terra, si annullavano i debiti e venivano liberati gli schiavi. Per questo anche oggi significa prendersi un periodo di assoluto riposo.
Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il 3 gennaio del 1889 a Torino un uomo danza nudo, gridando di essere ora Dioniso, ora Gesù crocifisso. Quindi abbraccia un cavallo. È Friedrich Nietzsche, filosofo tedesco. Da quel momento comincia a inviare a personaggi pubblici i biglietti della follia, rivelando un disagio mentale evidente. Ci salutiamo con la frase del giorno. E come dice Greta Thunberg, i politici sono rimasti senza scuse e noi siamo rimasti senza più tempo. Grazie per averci seguito e averci scelto anche oggi. Continuate a supportarci anche su tutte le nostre pagine social, su Instagram e TikTok, per restare sempre aggiornati anche con delle pillole di almanacco. Ci vediamo domani. Buona giornata dalla vostra Martina.